Buonasera a tutte e a tutti, grazie a chi è in sala e a chi ci sta seguendo nei nostri canali social e grazie alle ospiti che sono in collegamento. L'evento di questa sera ha un titolo ben preciso voluto dalla CGIL ed articolo 1 Veneto, La cultura non ha violenza. Permettetemi di dire, prima di iniziare l'evento, che neanche la guerra ha cultura e quello che sta accadendo nel cuore dell'Europa è un atto criminale compiuto da Putin nei confronti di un popolo sovrano. Articolo 1 condanna senza se e senza ma l'atto criminale di Putin, ne chiede l'immediato ritiro e ci auguriamo al più presto che il negoziato porti alla pace per il popolo ucraino. Detto questo, io passerei, prima di presentare le ospiti e gli ospiti, passerei la parola al segretario della CGIL, Mauro Visentin, per un breve saluto. Sarà brevissimo, non breve, anche perché credo che il tema meriti, come dire, di essere affrontato nel suo, come dire, nella sua interezza e dando e destinando tutto il tempo necessario per affrontare questa questione. Anch'io penso che se la cultura non ha violenza, la guerra, che è violenza, ovviamente non è cultura. E credo, e lo abbiamo fatto, siamo usciti oggi pomeriggio con un comunicato, probabilmente sarà presente domani in provincia di Treviso, un comunicato unitario con l'ANPI e con Articolo 1 e con il Partito Democratico proprio nella condanna della guerra e soprattutto rimarcando, valorizzando le parole di pace, di democrazia e di solidarietà che credo in questo momento devono essere, come dire, quelle parole e quelle questioni che ci tengono uniti e ci devono rafforzare di fronte a una situazione per noi inedita, fortunatamente inedita, ma che rischia di diventare una tragedia per l'intera Europa, se non per il mondo. Ora, rispetto a questo, come dire, le tragedie sono tragedie che partono appunto dalla mancanza di cultura. E io penso che nel momento in cui si affrontano questioni e tematiche come vogliamo affrontare questa sera rispetto alla violenza di genere, rispetto alle pari opportunità, serve, e lo dico da maschio, lo dico da uomo, serve uno scatto culturale prima di tutto nostro, prima di tutto, come dire, da parte di quell'altra metà che molto spesso si dice essere favorita e in alcuni casi è favorita, però io penso che molto spesso invece mi sento a disagio rispetto, e credo di rappresentare anche, come dire, il comune sentire di tanti compagni che si trovano di fronte a situazioni, come dire, di violenza che sono inaccettabili e che molte volte, come dire, pensano di non aver fatto tutto il possibile, e credo che effettivamente sia così, per poter superare questo tipo di situazioni. Ripeto, molte volte, come dire, non basta soltanto l'intervento o la solidarietà, serve provare a fare uno scatto culturale. E credo che anche momenti come quello di questa sera sia utile a tutti e a tutte, ma prima di tutto in questo momento dico a tutti, per iniziare a fare questo scatto culturale e provare a rimettere come dire, in careggiata una rivendicazione che è del tutto lecita, giusta e se volete anche come dire tardiva nel suo realizzarsi,
e che deve partire proprio da noi, proprio da chi sente in prima persona la necessità di uscire da questa situazione di, come dire, di difficoltà anche nell'affrontare una tematica come quella che vogliamo affrontare questa sera e che in qualche maniera deve trovare un punto di approdo serio, corretto e vorrei dire paritario. Con questo io, siccome avevo detto che sarei stato brevissimo, non voglio dilungarmi oltre e auguro a tutti noi e a tutte voi una buona serata e una buona discussione. Grazie a tutti. Grazie Mauro Visentin. Io passerei anche per i brevi saluti al segretario regionale di Articolo 1 Veneto, Gabriele Scaramuzza. Non si sente nulla. Dicevo, mi riconosco pienamente nelle parole che ha detto il segretario generale della Camera del Lavoro di Treviso, Mauro Visentin, e un ringraziamento intanto alla CGIL di Treviso per l'ospitalità, per aver costruito insieme con noi questa iniziativa, al nostro Forum Donne ed Articolo 1 di Treviso. Dicevo, noi svolgiamo l'iniziativa di questa sera in tempi che non ci saremmo aspettati di dover vivere fondamentalmente. Oggi hanno cominciato anche a risuonare, la dico così, anche dal punto di vista del linguaggio, parole che avevamo letto solo nei libri: economia di guerra, deterrenza nucleare. A testimonianza, io provo a dirla così, che il cammino della storia non è mai fissato una volta per tutte e che quindi, voglio dire, serve l'azione concreta delle donne e degli uomini nella storia e nelle società, voglio dire, e nella politica, per provare appunto a, la dico così, evitare chine pericolose come quella su cui purtroppo siamo oggi dentro, e per provare, quando sei dentro, a uso parole di un filosofo tedesco della metà del Novecento, a raddrizzare il legno storto dell'umanità. Ed è inevitabile, voglio dire, noi stiamo vivendo anche tempi segnati dalla violenza, oggi la violenza della guerra, la violenza delle armi, ma la dico così, le nostre società sono società che non hanno ancora, purtroppo, anche in tempi di cosiddetta pace, fatto i conti fino in fondo con la necessità di espellere da se stesse la violenza. E la violenza, è chiaro, fondamentalmente nel momento in cui noi viviamo dentro purtroppo ancora delle società in cui alcuni pregiudizi, alcuni impianti che hanno visto il genere maschile al centro non si sono superati, è chiaro che questa cosa noi dobbiamo provare a invece costruirla fino in fondo. Come? Con la cultura, come ricordava prima Mauro Visentin. A me fa, ad esempio, dolore quello che oggi ho letto su alcuni quotidiani, secondo cui siamo ormai, anche dal punto di vista della guerra, il fatto che ci restituiamo indietro le opere d'arte che ciascuno di noi ha prestato ai musei della Russia o che la Russia ha prestato ai musei dell'Occidente. Cioè, quando arriviamo a queste cose, vuol dire che effettivamente c'è un problema di civiltà, la dico così. Quindi c'è una necessità di provare a ricostruire una capacità di elaborazione culturale. C'è, io credo, la necessità di ricostruirla attorno ad alcuni temi, per quanto riguarda anche il superamento definitivo, io credo, di questo centralismo, non è neanche una centralità, di un autocostruito centralismo del genere maschile. Penso in particolare, c'è qui collegata con noi Roberta Agostini, al tema della cura, su cui io credo, voglio dire, sia uno dei temi e dei concetti su cui si possa oggettivamente provare a ricostruire una società, a ricostruire una cultura e a provarla, voglio dire, a ricostruire su basi che hanno il tema della parità di genere, della parità di diritti esattamente al centro. Naturalmente noi dobbiamo provare a far questo continuando a
sollecitare lo spazio pubblico, quello reale come questo auditorium questa sera, quello virtuale come quello del web su cui stiamo trasmettendo, perché la dico così, più facciamo questa cosa, più noi portiamo nello spazio pubblico questo tipo di ragionamento e riflessioni, più io credo diamo il nostro contributo come forze sindacali, come forze politiche, a provare, ripeto, a fare in modo che sia veramente il tempo di una nuova cultura, di una cultura della parità di genere, di una cultura che ha al centro il tema della cura, dell'attenzione alla persona, donna e uomo, e che prova, voglio dire, a superare anche i tempi cupi e la cupezza dei tempi che stiamo vivendo in queste ore. Grazie Gabriele, grazie a Mauro Visentini per gli interventi. La cultura non ha violenza. Perché questo titolo? Perché l'abbiamo voluto insieme alla CGIL. Lo capirete man mano che andremo avanti presentando il documento che abbiamo scritto insieme alla CGIL Veneto con il grande contributo di Tiziana Basso. Io presento le ospiti e gli ospiti. Rita Giannetti, responsabile del centro antiviolenza Telefono Rosa di Treviso, Sara Pasqualin, CGIL di Treviso, Roberta Agostini che è collegata con noi, responsabile nazionale del Forum Donne, Simone Oggioni, responsabile nazionale Articolo 1, Cultura ed Istruzione, e Susanna Camusso, responsabile politiche di genere CGIL nazionale a livello europeo. Io vi ringrazio già in anticipo e ringrazio in anticipo tutte quante voi. Da che cosa nasce questo documento? Questo documento nasce a metà dell'anno scorso, quando nel Veneto avviene in 12 giorni quasi una strage, 4 donne uccise in meno di 12 giorni. Questo ci ha portato, noi donne del forum, a contattare il centro antiviolenza di Padova e di metterci in contatto con Mariangela Zanni e metterci in contatto con Tiziana Basso. Tutte e tre ci siamo sentite al telefono e abbiamo detto: questa volta questo tavolo, l'ennesimo tavolo che deve portare a fare rete, deve avere una cosa importante che è sempre mancata, deve avere il mondo della scuola. A questo documento hanno lavorato compagne e compagni iscritti alla CGIL e iscritti ad Articolo 1 e al Partito Democratico. Detto questo, andiamo al documento. Ci siamo accorte che purtroppo una donna al giorno viene ammazzata dal proprio compagno, marito, amante o amico. Noi donne che cosa facciamo in quel momento? Ci indigniamo, ci arrabbiamo, organizziamo flash mob, e addobbiamo le gradinate con scarpette rosse, le preghiere attorno alle panchine rosse. Però ci sono dei dati che ci devono far riflettere. Tutto questo non basta, non è più, è indispensabile indignarci, però la politica deve fare adesso la sua parte, perché nel Veneto 199 omicidi nell'anno precedente sono stati commessi, di cui 83 sono donne. Di questi 83, 48 sono stati effettuati da uomini vicini alle donne affettivamente. I media che cosa ci hanno raccontato in questi omicidi? Che cosa ci raccontano? Innanzitutto spettacolarizzano il dolore attraverso la pornografia del dolore e ci racconta che ogni donna ha una vita a sé, ogni coppia ha una vita a sé, ogni famiglia ha una vita a sé. Noi di fronte a questo racconto dei media diciamo che c'è un'origine, che è sempre la stessa, che si radica in un mondo patriarcale e si consolida sull'assenza, ecco perché il titolo, sull'assenza culturale e formativa che proponga un modo diverso di costruire rapporti tra esseri umani, tra generi, tra persone. In questo contesto sembra difficile rompere e sradicare questi comportamenti. Ricordiamo che la morte è il momento più grave, è l'atto più grave, ed è per questo che è necessario specificare che cosa si intende per femminicidio. E per femminicidio si intende qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice assolutamente patriarcale, allo scopo di subordinare la donna, di annientare l'identità della donna attraverso l'assoggettamento fisico e psicologico fino alla schiavitù e alla morte. Il contesto sociale in cui ci muoviamo, quindi cresciamo, diventiamo uomini e donne, non educa, non forma la bellezza del no.
non forma l'affermazione della propria identità, per cui io donna, moglie, madre, compagna, posso scegliere della mia vita e non essere semplicemente un oggetto. Io devo essere una persona con una propria identità e quella identità deve essere rispettata. Tiziana Basso ha fatto un lavoro magnifico, la ringrazio, e ringrazio la CGIL per questo, ci ha portato nel mondo del lavoro e ci ha spiegato che cos'è una molestia sessuale che subisce una donna nel luogo del lavoro. Il mondo del lavoro per antonomasia rappresenta l'emancipazione femminile. Cosa avviene? Ci spiegava Tiziana Basso, che si perpetuano delle violenze sessuali, soprattutto da parte di chi ha un ruolo di responsabilità o di comando. Quindi cosa subisce la donna in quel momento? Il ricatto, la pressione psicologica e la paura del giudizio. Magari è stata colpa mia, magari si ero vestita in un certo modo, e il giudizio degli altri, magari chissà cosa voleva e chissà perché ha denunciato dopo tanto tempo. Nessuna forza politica si deve sentire esclusa da tutto ciò. Noi del Forum Donne di Articolo 1 vogliamo rompere questo mutismo politico e fare in modo con tutte le nostre forze che la politica affronti questi eventi come fatti sociali, collettivi e cerchi soprattutto le risposte. E quindi ci siamo chiesti, abbiamo fatto abbastanza? Al di là delle normative nazionali, la nostra Regione Veneto che cos'è che effettivamente ha fatto per debellare il fenomeno? Nonostante gli sforzi che il nostro consigliere regionale Piero Ruzzante del gruppo Leo ha compiuto nella precedente legislatura, quindi a che cosa serve la sinistra in politica? Serve a questo, perché ribadisco che la voce di Piero Ruzzante e la voce della sinistra in Consiglio regionale Veneto si sente. Ha cercato in tutti i modi di fare in modo che la regione prendesse in carico il fenomeno della violenza contro le donne. Con la legge regionale del 23 aprile 2013, la Regione Veneto ha previsto interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne, però è una legge poco incisiva perché la Regione Veneto si ferma semplicemente a monitorare il fenomeno. Peraltro è già previsto a livello nazionale. Ed è per questo che io vi proietto alcune slide per farvi comprendere qual è la situazione dei centri antiviolenza e delle case rifugio regionali. Grazie. Allora, il rapporto con la popolazione per quanto riguarda i centri antiviolenza e le case rifugio è circa di 1 a 100.000. Questo è un report regionale del 2019, al momento non ci sono altri report. Come vedete c'è provincia per provincia, io mi soffermo su Treviso perché ci troviamo a Treviso. I centri antiviolenza sono 5, uno a Treviso, uno a Castelfranco, uno a Montebelluno, uno a Quinto e uno a Vittorio Veneto, scusatemi. Poi ci sono le case rifugio di tipo A, sono 2, che vuol dire quello con obbligo di segretezza. Le case rifugio di tipo B, non obbligo di segretezza, sono 1 e come sportelli di ascolto sono 3. Le donne prese in carico nel 2019, come dicevo, l'ultimo report regionale, sono state le donne ascoltate sono state 7.127, quelle prese in carico presso i centri antiviolenza 3.174. Poi ci sono le case rifugio, 163 donne e 173 bambini. Attenzione molto importante, non dimentichiamoci che in una famiglia violenta vivono dei bambini e quindi sono anche loro vittime di violenza, perché assistono ad un modello patriarcale che concepisce solo ed esclusivamente la violenza. Poi ci sono i percorsi di autonomia, che sono 984, che dovrebbero portare le donne ad essere autonome ed allontanarsi dall'uomo violento. Rita approfondirà meglio la questione dei percorsi di autonomia. Io concludo in questo modo. Io faccio l'infermiera e dopo 2 anni di pandemia io tutto mi aspettavo tranne che vivere questo momento.
e mi sono data una risposta. La pandemia non ci ha insegnato a mettere al centro della vita la cura della vita, perché se la cura della vita non torna al centro delle nostre vite, noi saremo sempre attornati da violenza e, come ci sta insegnando la storia, le guerre si ripetono. Grazie. Io passo la parola a Rita Giannetti, responsabile del Centro Antiviolenza di Treviso. Buonasera a tutti e a tutte, ringrazio la CGIL di Treviso per questo invito e anche Articolo 1 che ha voluto dedicare questa serata a questo tema importante. Io partirei subito già con delle slide perché vorrei farvi vedere, farvi un po' capire com'è la situazione di un centro antiviolenza. Come ha già detto bene Letizia, la Regione Veneto con la legge 5 del 2013 ha mappato quelli che sono i centri antiviolenza attivi sul territorio. Attualmente appunto sono 26 centri antiviolenza. Quello credo che sia importante anche riuscire a capire è che i centri antiviolenza lavorano nell'aiuto per le donne vittime di violenza, ma di fatto fanno un servizio di sussidiarietà, perché non è che esiste a livello diciamo di azienda sanitaria o di comune un servizio specifico per le donne vittime di violenza. Questa è una scelta che ha origini lontanissime, che risale agli anni '80. Come potete vedere, quello che vi ho scritto, noi come centro antiviolenza nasciamo nel 1988. Quando di questo tema solo le donne che lavoravano nei partiti, le donne che lavoravano nei movimenti hanno cominciato a porre il problema dell'esistenza della violenza domestica, quindi della violenza di genere. Chiaramente dal 1988 ad oggi di strada ne abbiamo fatta abbastanza, non è ancora sufficiente, perché le donne che subiscono violenza sono moltissime. Quello che noi vediamo nei centri antiviolenza, io lo dico sempre, è semplicemente la punta dell'iceberg, perché sono solamente quelle donne che decidono di far emergere quello che sta a loro succedendo e quindi si rivolgono per essere aiutate ad un centro antiviolenza. Quindi il fenomeno è molto più ampio di quello che può essere dato dai dati. Noi come centro antiviolenza di Treviso, tra parentesi, siamo uno dei pochi centri antiviolenza che è fatto da un'associazione, perché noi siamo un'associazione di volontariato, mentre molti degli altri centri antiviolenza del Veneto sono gestiti dalle cooperative o dalle varie aziende sanitarie, o anche ce ne sono alcuni che sono gestiti direttamente dai comuni. Questa è una possibilità che la legge regionale ha dato, che anche le associazioni di volontariato che avevano un'esperienza in questo campo potessero continuare l'attività di gestione dei centri antiviolenza. In questo momento noi abbiamo sia operatrici volontarie che fanno parte dell'associazione e anche però un gruppo di professioniste che ci aiutano nella gestione di tutte quante le prestazioni che rivolgiamo alle donne. Vi do questi numeri perché poi alla fine, quando vi dirò quali sono anche le risorse economiche con cui i centri antiviolenza operano sui territori, vi sarà molto più chiaro quelle che sono le difficoltà che diciamo quotidianamente anche incontriamo. Noi qui al Telefono Rosa io ho un gruppo abbastanza diciamo numeroso, perché sono 5 operatrici all'accoglienza, 4 psicologhe, 5 avvocate, una responsabile amministrativa che è una figura che abbiamo introdotto da un anno perché era
praticamente quasi impossibile gestire tutta la parte burocratica e amministrativa che comporta chiaramente aderire a bandi e a finanziamenti. Una coordinatrice del CAV e una formatrice, e poi dal 2020, proprio in pieno lockdown, in piena pandemia, l'Ordine delle Commercialiste di Treviso, che hanno nel loro interno anche loro una commissione pari opportunità, ci hanno dato la disponibilità per appunto aiutare le donne sotto il punto di vista anche fiscale. Le donne che arrivano da noi accedono a un primo colloquio di accoglienza, che è forse il colloquio più importante, perché è il primo momento in cui la donna può raccontare la propria storia personale. E questo da un lato consente alle donne di avere un rapporto diretto con un'altra donna, e anche di non sentirsi, l'ha già detto anche prima Letizia, di non sentirsi giudicate. Le donne raccontano quello che a loro è successo, e sulla base di quello che loro ci raccontano, assieme con loro costruiamo quello che può essere, diciamo, un primo aiuto. Per fare questo ogni centro antiviolenza ha avvocate e psicologhe, perché chiaramente ci sono degli aspetti legali che le donne devono affrontare, se parliamo delle donne poi che fanno anche denuncia o che intendono separarsi dal maltrattante, e poi abbiamo il sostegno psicologico, perché questo anche è un passaggio importantissimo. Tenete conto che fino ai primi anni 2000 le donne facevano fatica a riconoscere la violenza psicologica come un abuso nei loro confronti, perché quello che ritenevano più evidente era la violenza fisica. Oggi le cose si sono completamente, diciamo, ribaltate. Tutte le donne che arrivano da noi iniziano subito a parlare di quello che subiscono dal punto di vista psicologico. Perciò su questo è stato costruito anche un modello di intervento, perché le psicologhe che lavorano con queste donne devono avere anche una formazione specifica rispetto all'aiuto che va dato a una donna vittima di violenza. Un altro dei servizi che poi viene attivato nel centro antiviolenza è il gruppo di automutuo aiuto. Anche questo, come ben sapete, è un passaggio abbastanza importante, perché una volta che la donna inizia un suo percorso anche di uscita dalla violenza, ha anche la necessità di continuare a confrontarsi anche con altre donne che hanno avuto situazioni simili alla sua. Quindi noi abbiamo questo gruppo di mutuo autoaiuto che si riunisce ogni 15 giorni, ed è uno spazio per le donne estremamente importante. Il gruppo è anche, tra parentesi, condotto da una facilitatrice proprio per aiutare le donne anche a rimanere focalizzate sul tema che devono affrontare. Possiamo andare avanti. Allora vorrei farvi vedere i dati, che però io da qui non vedo praticamente niente. Sì, mi sposto perché... Allora, vedete, l'età delle donne, la fascia maggiore chiaramente è quella che va dai 30 ai 50 anni. Poi però ci sono insomma anche fasce di età anche più minori, ma anche fasce di età di donne adulte, anche con alcuni numeri di donne che arrivano da noi ultra settantenni, e quindi che hanno storie di violenza che durano anche da 40-50 anni. Procediamo. Ecco la nazionalità delle donne. Allora, dimenticavo di dire che nel 2021 noi abbiamo preso in carico, quindi seguito 171 donne.
Abbiamo avuto però poi alla fine dell'intero anno 318 contatti di donne che perlomeno hanno chiamato, hanno voluto capire un po' come funziona, poi non sono venute. 171 sono invece quelle che noi abbiamo seguito. La stragrande maggioranza sono donne italiane, però negli ultimi 10 anni c'è un aumento delle donne straniere. Io ve le ho un po' raggruppate perché chiaramente sono divise tra soprattutto Africa e Est Europa, però la percentuale si avvicina quasi al 30% ed è ogni anno in aumento, con diciamo anche particolari difficoltà per queste donne, soprattutto per le donne africane, anche di religione musulmana. È abbastanza complesso fare anche un intervento di aiuto nei loro confronti. Andiamo avanti. Ecco, come vedete, la maggioranza delle donne sono chiaramente donne coniugate, anche perché il problema della violenza di genere è un problema che riguarda la relazione di coppia, quindi il legame che esiste tra un uomo e una donna all'interno del nucleo familiare. La stragrande maggioranza quindi delle donne è coniugata o perlomeno è convivente con l'uomo maltrattante. Proseguiamo. Ecco, il livello di istruzione, tante volte si pensa che sia le donne che anche gli uomini maltrattanti abbiano un livello di istruzione basso, ma non è assolutamente così, perché la maggioranza delle donne ha un livello di istruzione di scuola secondaria di secondo grado, ma così vale anche per gli uomini maltrattanti, e anche c'è un certo nucleo di donne che sono laureate. Quindi anche il fatto di avere un alto livello di istruzione non riduce il fenomeno della violenza e dell'abuso. Quindi questo significa che la violenza sulle donne è una violenza che nasce dalla relazione dei legami tra uomo e donna, e quindi è su questo aspetto qui che vanno fatti degli interventi di prevenzione. Come centro antiviolenza abbiamo ripreso adesso, perché chiaramente con i 2 anni di pandemia anche questa attività era stata bloccata, tutta un'attività di sensibilizzazione e formazione all'interno delle scuole secondarie di secondo grado, quindi con gli studenti e le studentesse e anche con il corpo docente, perché siamo convinte che solo da lì, partendo dalla scuola, facendo conoscere bene il fenomeno, ma facendo soprattutto lavorare ragazzi e ragazze sul tema delle emozioni e sulla gestione dei conflitti, la gestione dell'aggressività, che si può cercare di ridurre il fenomeno della violenza. Questi sono progetti molto importanti, li abbiamo riattivati quest'anno, anche in collaborazione con la rete dei servizi del nostro territorio. Si è costituito da 1 anno e mezzo, anzi da 2 anni, un tavolo tecnico interistituzionale dove fanno parte i comuni, i 37 comuni dell'ULSS 2, forze dell'ordine, i servizi dell'azienda sociosanitaria, i 2 centri antiviolenza, noi di Treviso e il centro antiviolenza di Quinto. E all'interno di questo tavolo interistituzionale si affronta anche la tematica di come ricevere la donna e quale contributo la donna può ricevere da questa rete dei servizi, perché non è più possibile oggi come oggi fare un intervento singolo, diciamo, di risoluzione della problematica che ha la donna solo all'interno di un unico servizio. Andiamo avanti.
Ecco, lo stato occupazionale, la slide successiva, diciamo che un po' più della metà delle donne lavorano, però abbiamo anche un 40% di donne che non lavorano. Il fatto di non lavorare rende chiaramente molto più complicato per ognuna di loro decidere di uscire dal legame violento. Stiamo anche cercando di attivare, sempre in questo tavolo interistituzionale, un ragionamento con i vari servizi del territorio, anche con le associazioni di categoria, quindi anche con il sindacato, perché bisogna anche trovare poi delle soluzioni, diciamo, lavorative, perché una donna esce da un percorso di violenza se riesce anche a rendersi economicamente autonoma. Avanti. Ecco, il ragionamento sui figli minori, qui bisogna stare estremamente attenti, perché siamo di fronte a più di metà delle donne che noi abbiamo visto quest'anno hanno figli minori, e vedete quindi anche le fasce di età. E i figli minori significa che per molti di loro soffrono della cosiddetta violenza assistita. Non c'è molte volte violenza nei confronti dei figli, però i figli assistono alla violenza che viene fatta nei confronti della propria madre. Quindi c'è anche una necessità di intervento e di recupero per questi minori. Su questo c'è una buona collaborazione con il servizio dell'ULSS, proprio quello che riguarda per l'abuso e il maltrattamento sui minori, e quindi c'è un stretto collegamento quando va messa in protezione una donna che ha bambini minori e che quindi vengono messi prima in pronta accoglienza e poi in casa rifugio. Si costituisce immediatamente un tavolo tecnico in modo tale che anche il servizio dell'azienda è in grado di poter intervenire per aiutare anche i bambini. Proseguiamo. Ecco come arriva la donna da noi. Io ho messo le 2 colonne in rosso perché vi fa vedere che diciamo per la metà è una scelta personale della donna. La donna cioè arriva da noi autonomamente perché o ci conosce o ha sentito parlare di noi o sa che ci sono i centri antiviolenza. Un'altra metà però arriva inviata da parenti, da conoscenti, da amici, vicini di casa, colleghi di lavoro. E poi chiaramente ci sono anche degli invii che possono arrivare dai servizi, dal 1522 che è il call center nazionale che è aperto 24 ore su 24. Una donna quando chiama viene chiaramente indirizzata al centro antiviolenza più vicino alla sua residenza. Poi ci sono anche invii che vengono fatti dal pronto soccorso. L'ospedale di Treviso ha attivato da circa 3 anni la stanza rosa, quindi il codice rosa, perciò una donna che si rivolge direttamente al pronto soccorso al momento del triage basta che dica sono un codice rosa, che viene subito messa in una condizione, diciamo, di sicurezza e di tranquillità in una stanza separata dal pronto soccorso, e poi potrà fare tutte quante le visite di cui ha bisogno. Direi che possiamo proseguire. Ecco, sulla tipologia di violenza vedrete subito che le donne in genere quando vengono cioè denunciano più tipologie di violenza. Quella maggiormente dichiarata dalle donne è la violenza psicologica, la violenza fisica,
ma poi c'è anche la violenza economica, soprattutto per le donne che non hanno una loro autonomia economica, non hanno un lavoro e che quindi dipendono dal marito per anche la sussistenza diciamo, cioè personale. Poi chiaramente ci sono donne che denunciano anche violenza sessuale, anche se questa sembra meno ampia come denuncia di violenza rispetto alle altre, ma perché per molte donne, soprattutto per quelle coniugate, il fatto di dover dare una risposta sessuale al proprio marito, al proprio compagno, anche se non si ha il desiderio di farla, viene vissuta cioè come è un dovere, e quindi non lo considero una forma di abuso nei miei confronti. Però in questi ultimi anni stanno prendendo anche consapevolezza rispetto a questa violenza specifica. Poi sono in aumento i casi di stalking e anche i casi di mobbing, che fino a un 7-8 anni fa non ne avevamo, già quest'anno, l'anno scorso ce n'erano almeno 3 casi di mobbing. Quindi diciamo che le tipologie di violenza si amplificano in questo modo. Non esiste un'unica tipologia di violenza, ma sono più violenze che portano la donna in una situazione di veramente forte difficoltà. Andiamo avanti. Ecco, le denunce. Allora, non abbiamo un numero elevatissimo di denunce, erano state circa 50 le denunce che le donne hanno fatto l'anno scorso contro il proprio maltrattante, anche perché è difficile per una donna prendere questa decisione, perché se è in una situazione estremamente critica c'è la necessità di metterla in protezione, ma metterla in protezione vuol dire avere un numero adeguato anche di case rifugio, quindi tutto questo diventa molto, molto complesso. Andiamo avanti. Ecco, come vi dicevo prima, molte donne hanno anche, si rivolgono direttamente anche al pronto soccorso prima di venire da noi, quindi su 170 insomma sono state un 48 donne che avevano anche una certificazione fatta dal pronto soccorso degli abusi subiti. Andiamo avanti. Ecco qui la tipologia del maltrattante. Beh, chiaramente si tratta maltrattante è uomo, anche se abbiamo avuto 2 casi appunto di donne che hanno denunciato maltrattamenti subiti da altre donne. Non vi sto a elencare le tipologie dei maltrattanti, però come vedete la stragrande maggioranza sono i mariti e i compagni, quindi è una violenza che si perpetua dentro i legami familiari. Avanti. Ecco, insomma, questa è l'ultima slide. Chiaramente viene fatta anche una valutazione del rischio, l'abbiamo fatta su 170 donne, gliel'abbiamo fatta 75 donne, di cui 35 però avevano un rischio alto, perciò sono state messe in protezione. La soluzione delle protezioni, come vedete, si suddivide tra o presso altri parenti o conoscenti che le possono ospitare, alcune nelle case rifugio e qualche volta anche in situazioni come può essere l'albergo. Questo non è un quadro molto roseo, anche perché c'è purtroppo
rispetto al numero di donne che accedono ai centri antiviolenza, noi dovremmo avere molte più disponibilità di case rifugio o anche di protezioni anche di secondo livello, le cosiddette case B, case rifugio A e case B ad indirizzo segreto e ad indirizzo non segreto, per poter dare l'opportunità a queste donne di ricominciare un nuovo percorso di vita. Tutta questa attività qui con le donne chiaramente presuppone che i centri antiviolenza abbiano dei fondi per lavorare. I fondi vengono dati dalla Regione, sono estremamente risicati perché quest'anno si prevede, la Regione con fondi, diciamo contributi regionali, ha stanziato per tutti i 26 centri antiviolenza, i 37 sportelli, le 27 case rifugio, 1 milione di euro, che vengono, questi fondi regionali, però gestiti in un bando per l'autonomia delle donne. Allora, fino all'anno scorso questi bandi prevedevano la possibilità che il centro antiviolenza individuasse delle donne che avevano iniziato un percorso di fuoriuscita e quindi con questi soldi aiutarle a definire meglio il proprio percorso. Ogni anno noi negli ultimi 2 bandi abbiamo aiutato dalle 2 alle 4 donne, per esempio pagandogli l'affitto di un anno del nuovo appartamento che avevano preso. Quest'anno la Regione ha idea di cambiare questa modalità di contributo, perché intende dare un contributo uguale a tutti i centri antiviolenza di circa 17.000 euro, che però possono essere utilizzati solamente dando 500 euro a donna, non più di 500 euro. Come centri antiviolenza ci siamo riuniti una settimana fa e abbiamo predisposto un documento che abbiamo poi inviato in Regione all'assessore, proprio per far presente che questa modalità di aiuto nei confronti delle donne non serve molto. Non serve perché le donne che decidono di allontanarsi dal proprio maltrattante hanno delle necessità che vanno oltre i 500 euro che possiamo dare loro. Tra parentesi, rendono questo contributo ancora più complesso perché può essere dato solo a donne che poi si rivolgono ai servizi sociali, i quali devono rilasciare una certificazione sullo stato di bisogno. Quindi vuol dire che devono avere un ISEE molto basso, ma le donne che arrivano ai centri di antiviolenza a volte non hanno un ISEE basso perché fanno parte del nucleo familiare con il maltrattante, quindi già solo questo elemento dovrebbe farci dire che non funziona, non può funzionare questo sistema. Noi abbiamo chiesto di ritornare alla modalità precedente. Oltre a questo, che sono fondi però riservati solo per l'autonomia delle donne, ci sono poi i fondi per la gestione del centro antiviolenza. Un centro antiviolenza è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. E quest'anno sono fondi che invece sono messi dal governo, quindi fondi cosiddetti statali che vengono poi dati alla Regione, poi la Regione eroga su bando ai centri antiviolenza e saranno attorno ai 26.000 euro. Quindi capite che con queste cifre qui non si riesce neanche, se un centro di violenza volesse avere una professionista dipendente, cioè praticamente non paga neanche una. Quindi questo dei fondi, dei criteri che la Regione ha scelto ci sta creando diversi problemi. Noi riteniamo che ci debba essere un coinvolgimento
di tutta quanta la comunità. Tutti devono rendersi conto che se vogliamo ridurre questo fenomeno, non solo dobbiamo avere dei centri antiviolenza funzionanti con operatrici preparate, ma dobbiamo avere anche le risorse per poter fare questo. Diversamente non riduciamo la violenza di genere. Grazie, scusatemi se sono stata un po' lunga. Grazie Rita. Come articolo 1, qui ho di fronte il nostro segretario Gabriele Scaramuzza, ci prendiamo il compito di farci carico, di contattare le altre forze politiche e sostenere il documento che hanno scritto i centri antiviolenza. Io passerei la parola a Sara Pasqualin, CGIL di Treviso. Grazie. Ma avevamo problemi di microfono. Allora, innanzitutto io ringrazio Articolo 1 in primis per aver condiviso con noi oggi questa occasione, questa giornata di discussione. Ringrazio anche Telefono Rosa per i dati che ci ha portato. Io cercherò di essere veloce proprio perché vorrei mettere in fila 2 o 3 concetti che noi come coordinamento donne della CGIL di Treviso, ma come poi tutta Camera del Lavoro, stiamo cercando da anni di mettere in campo nel nostro territorio, con la appunto di generare quello che poi stiamo un po' dicendo tutti, ovvero la necessità di cambiare la cultura nel nostro territorio. E se da una parte, come giustamente ci diceva Rita, c'è l'esigenza che le risorse che vengano destinate all'assistenza appunto di queste donne vittime di violenza, e anche come CGIL di Treviso ovviamente noi appoggeremo questo documento dei centri di antiviolenza, dall'altra parte c'è proprio l'esigenza che si estirpi un po' questa situazione di violenza, perché la violenza in qualsiasi forma essa si presenti non è giustificata, insomma. Che possa essere questa di linguaggio, possa essere questa fisica, possa essere psicologica, possa essere economica, insomma ne abbiamo sentite anche presentate da Delizia e da Rita un sacco di situazioni. E io penso, e noi pensiamo insomma, che in uno Stato democratico nel 2022 la violenza non possa esistere, fermo restando che poi a volte ci stupiamo perché gli eventi che vediamo in uno Stato democratico e civile in cui diciamo di vivere ci lasciano un po' sconvolti, insomma, anche per quello appunto che sta succedendo. Ma come ripartire, come estirpare queste forme di violenza nel nostro territorio? La cultura è stata detta, noi lo sottolineiamo anche in tutte le occasioni che abbiamo, c'è l'esigenza di ripartire, di fare cultura di genere nelle scuole, nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, la volontà di mettere in campo tutta una serie di azioni che vadano a sensibilizzare le persone che domani dovranno andare comunque a gestire il nostro territorio. E la CGIL di Treviso la faccia ce l'ha messa perché nel 2019 noi abbiamo presentato una nostra piattaforma con tutta una serie di linee guida di genere presentata alle nostre RSU con la volontà di cercare di implementare questi ragionamenti nelle piattaforme e nelle contrattazioni aziendali, perché poi il luogo di lavoro è un luogo nel quale la violenza esiste, anche nelle forme nuove di mobbing e anche di linguaggio, di cui dicevamo anche prima, però poi purtroppo mi viene da pensare, 2019, 7 febbraio, presentiamo questa piattaforma, a fine febbraio entriamo in pandemia, è stato emergenziale, se oggi guardo il nostro mondo del lavoro di 2 anni fa è completamente stravolto, c'è stata proprio una rivoluzione all'interno. Però c'è la necessità, secondo me, di rimettere in fila quei ragionamenti, di riaggiornarli, di provare a fare tentativi di discussione diversi a livello di organizzazione all'interno dell'azienda e forse anche la disposizione di legge che mette in fila una serie di ragionamenti anche sulla parità retributiva tra uomo e donna può darci una mano per cercare di riaprire la discussione perlomeno e di provare a formulare nuove modalità di far capire, perché poi il concetto che a noi sfugge
ed è il concetto che è importante che noi portiamo avanti, è il fatto che c'è la necessità di far capire che l'uomo e la donna sono diversi nel fisico, sono diversi nella mente, sono diversi nei modi, ma questa diversità non deve essere un ostacolo per fare in modo che alla donna gli viene riconosciuta una cosa e all'uomo un'altra. Io penso che questa diversità sia una potenzialità, sia veramente una formula per creare quelle opportunità per le quali possiamo rivoluzionare il nostro sistema all'interno del mondo del lavoro. Io mi sono un attimo spostata sul range del lavoro perché ovviamente, come poi CGIL, noi lavoriamo principalmente sulla contrattazione, è una dei nostri modalità operative quelle di portare nuove formule di contrattazione proprio per scardinare anche a livello culturale quella che è la differenza di genere che vediamo nella nostra realtà. Sono stata, spero, abbastanza sintetica, giusto per ridare anche un po' di tempo ai nostri ospiti che si sono gentilmente collegati a livello nazionale, però volevo chiudere con una frase che troviamo scritta un po' ovunque, però io penso che sia un'opportunità. La frase di Caramagna, quindi uno scrittore, sappiamo che lo troviamo e ha scritto parecchi testi. Lui dice: sogno un mondo in cui gli uomini non usano violenza sulle donne e le donne non perdonano gli uomini che usano violenza su di loro. Ecco, io penso che più che un sogno dobbiamo andare in quella direzione, perché la violenza va veramente tolta dalla nostra base di ragionamento. Io penso che occasioni come queste vadano a sottolineare quella linea lì. Grazie a tutti e ripasso a Delizia. Grazie Sara anche per la sintesi. Io adesso, per fare il collegamento con Simone Oggioni, l'abbiamo voluto sia noi di Articolo 1 sia la CGIL, perché quel documento ha varie proposte, tra cui quella della definizione di percorsi nazionali, regionali e locali di prevenzione e protezione da attuarsi nelle scuole. Io passo la parola a Simone Oggioni, responsabile nazionale di Articolo 1 dell'istruzione e della cultura. Grazie Delizia, anche per questo ultimo gancio. Io da uomo vorrei ascoltare, continuare ad ascoltare più che intervenire assertivamente, però qualche riflessione la faccio anche sollecitato da quello che tu hai appena letto e dagli interventi che ho sentito. La prima evidenza è questa: noi non siamo, mi pare di capire e di poter dire, di fronte ad una contingenza e neppure di fronte ad una emergenza. Noi siamo di fronte ad un fenomeno che è strutturale, che è endemico, che affonda le sue radici in una cultura, forse sarebbe meglio dire una incultura patriarcale, maschilista, macista della violenza, che ha radici che in parte in qualche modo si spiegano in sé, nelle forme, nei modelli, negli stilemi di questa cultura, e che in parte, come adesso anche Sara ci diceva, si spiegano con il contesto strutturale, con la struttura dei rapporti di produzione, sociali, di riproduzione nei quali viviamo. Su questo aspetto io dirò qualcosa più avanti, però nel frattempo la prima cosa che voglio dire è che appunto mi sembra importante affermare che non valgono approcci contingenti, emergenziali, cioè non siamo di fronte ad un episodio straordinario che accade oggi o accade ieri, siamo di fronte ad un qualcosa che è tremendamente, maledettamente ordinario, acquisito, consolidato e appunto strutturale. La seconda cosa che voglio dire è che quando parliamo di violenza contro le donne, secondo me dobbiamo sempre aggettivarla, cioè è una violenza maschile contro le donne. Lo dicevano bene molti interventi e io lo voglio ripetere perché non sembri una questione asessuata. Il focus è da spostare lì, su quell'aggettivo lì, è sull'uomo. Questo è il tema di fondo, perché se noi non affrontiamo in maniera autoriflessiva, in maniera radicalmente autocritica, da maschi, da uomini, questo aspetto non ne usciamo. Dobbiamo indagare, e quindi anche l'impegno e la sollecitazione iniziale del segretario CGIL in questa direzione è fondamentale. Se noi non indaghiamo quanto è profonda, quanto è radicata la cultura del dominio, della violenza, della sopraffazione a livello maschile, non andiamo lontano, e questo mi porta a riflettere molto anche sugli stereotipi e sui modelli di genere che si affermano sin dai primi anni di vita e di formazione dei nostri figli,
dei nostri fratelli e sorelle minori. Io ho letto in questi anni tante inchieste sociologiche interessanti, anche sporadiche e altre più approfondite, più organiche. Leggevo un'inchiesta di qualche settimana fa fatta di fronte alle scuole romane, centro e periferia, e i bambini intervistati 8-10 anni sostanzialmente dicevano, si esprimevano di fronte ai desideri sul loro futuro lavorativo. Ebbene, da quelle interviste, da quelle inchieste emerge che i bambini in larga parte vogliono un futuro da scienziato o da manager, da capo, e molte bambine immaginano un futuro da casalinghe o ad accudire i figli. A me questa cosa ha colpito tantissimo, ma è coerente con altre inchieste, altri studi. Ne ricordo una dell'Università di Bari di qualche anno fa, che raccontava complessivamente caratterizzazioni di genere molto standardizzate, cioè un'immagine femminile che già nelle scuole primarie emerge in maniera prevalente come una figura dolce, una figura bisognosa di protezione, se volete una figura vezzosa, e dall'altra parte l'uomo invece come vivace, capace di protezione, capace di tutela, ma anche aggressivo e quando serve violento. E tutto questo emergeva nelle domande fatte a questi bambini sui giochi, sulle immaginazioni che hanno sul loro futuro e anche sulla caratterizzazione delle figure maschili e femminili di riferimento, l'educatore, la maestra, l'insegnante di calcio o di danza. Ecco, tutto questo fa riflettere, perché è evidente che le scuole, i contesti formativi di primo livello sono fondamentali, perché persino i programmi, persino i comportamenti che a quell'altezza si imparano e si insegnano determinano sin da piccoli uno stile, uno schema che poi è difficile da sradicare, un marchio di fabbrica con cui già da piccoli noi cresciamo e noi diventiamo uomini. E sarebbe davvero interessante, per dire solo una delle cose che andrebbero fatte, che vi fosse una commissione di studiosi della didattica, di psicologi, di insegnanti, che valutasse per esempio i libri. Ma io ho avuto, come tutti voi, a che fare in questi anni con libri di testo, anche di grammatica, che banalmente, anche non parlando, non affrontando il tema del rapporto tra uomini e donne e il tema del genere, nei fatti riproducono, cristallizzano stereotipi e modelli consolidati, no? Quante volte abbiamo visto anche questi disegni con la mamma che è ripresa a pulire i piatti e l'uomo con la valigetta e la giacca e la cravatta. Tutto questo, anche da un punto di vista didascalico, in qualche modo non aiuta a superare, ma anzi aiuta a cristallizzare elementi di pregiudizio ed elementi di standardizzazione e di stereotipizzazione dei generi, che ovviamente sono l'anticamera di comportamenti distruttivi e di comportamenti discriminanti. Io sul tema della violenza e della cultura della violenza vorrei aggiungere una postilla, che è una situazione particolare di cui questa sera non abbiamo ancora parlato, ma che secondo me è utile far emergere, perché rappresenta una violenza doppia, perché è una violenza anche a livello istituzionale. Io mi riferisco a quella violenza che subiscono le donne che non solo sono vittime di violenza domestica, fisica o psicologica da parte dei loro mariti, ma che trovano il coraggio di denunciare alle autorità questi comportamenti, e come risposta da parte delle istituzioni si vedono allontanare i figli che giustamente rifiutano di condividere con i padri e di fare vedere ai padri. È una violenza odiosa perché è istituzionale. Non solo vengono accusate dai padri violenti di essere madri alienanti e di allontanare da loro i bimbi, ma sono doppiamente vittime di violenza, perché continuano a subire la violenza dello stalking, la violenza fisica, la violenza verbale, la violenza e l'aggressione di quei mariti o di quei compagni da cui si sono allontanate. E questo è un dato culturale, non è soltanto un dato sociale o statistico da rilevare, perché la nostra giustizia ritiene che un uomo violento con la propria compagna possa essere contestualmente un buon padre. È il tema della patria potestà, che contiene un pregiudizio maschilista che in qualche modo ritroviamo nelle consulenze tecniche d'ufficio, nelle perizie e spesso nelle sentenze. Questa è una cosa
su cui la commissione d'inchiesta su femminicidio e la violenza di genere del Senato sta da tempo indagando e che secondo me merita tutta la nostra attenzione e merita la solidarietà che noi possiamo esprimere a quelle donne, sono sempre più, che vivono in un contesto di questo tipo. Dicevo la cultura, ma anche, e in questo mi voglio ricollegare con quanto diceva Sara nel suo intervento, c'è anche l'economia e i rapporti sociali. La violenza ha una radice sociale, anche quella di genere, la violenza è ovviamente maggiore nella diseguaglianza, nelle minori possibilità di libertà e di emancipazione, ma soprattutto quello che io penso si debba dire che è violenza anche il disagio, cioè è violenza di genere anche la diseguaglianza. Io ricordo a tutti noi le parole del presidente Mattarella nel suo discorso di insediamento di questo inizio di secondo mandato, quando ha ricordato che è impossibile e ingiusto che le donne siano costrette a scegliere ancora tra lavoro e famiglia. Sono parole che fanno male, ma che in qualche modo fotografano i numeri con i quali noi ci dobbiamo confrontare. Una madre su 5 a 2 anni dalla nascita del bambino decide, sarebbe meglio dire è costretta a lasciare il lavoro. Cioè questo legame tra maternità e accesso al mercato del lavoro è un legame che dimostra una difficoltà clamorosa nel nostro paese. Se prendiamo le donne tra i 25 e i 34 anni, vediamo che il tasso di occupazione di quelle con un figlio in età prescolare è il 57,5% in meno delle donne della stessa età che non hanno figli. Io penso che siano dati che parlano da soli, come parlano da soli i dati sui NEET, i famosi giovani senza lavoro e senza percorso di formazione. Il 25% delle NEET sono madri, solo il 2% sono padri. A dire che la maternità e il lavoro sono due mondi che spesso non si parlano, senza ricordare poi i dati ancora più clamorosi e autoevidenti sulla disoccupazione femminile. Come sapete, per la prima volta dal 2013 la disoccupazione femminile è salita sopra la soglia del 50% e per le donne del sud e per le donne giovani queste percentuali sono ancora più drammatiche. Abbiamo punte di disoccupazione intorno al 70%. Per non parlare del tasso di donne costrette al part-time involontario, che in Italia raggiungono percentuali 3 volte superiori a quelle europee. Io questi ultimi problemi, che sono giganteschi e che necessitano di un approccio appunto di carattere sociale, di carattere economico, perché sono problemi di questo tipo, li ho voluti citare perché queste violenze sono violenze che completano, in qualche modo diventano coessenziali anche rispetto alla violenza psicologica, la violenza fisica, la violenza sessuale di cui parliamo. Sono una parte importante di un problema che va analizzato nel suo complesso e che è un problema che riguarda anche la politica. Delizia lo diceva, lo voglio ripetere e riprendere anch'io. La politica è un luogo in cui capita ancora troppo spesso che quando intervengono le donne c'è meno attenzione, e quando le donne intervengono e dicono cose intelligenti si devono guadagnare con il doppio della fatica la credibilità e l'autorevolezza, e che spesso sono considerate, parlo della politica, non di luoghi che non conosco, appendici del maschile, dell'apparato di potere maschile. Io son convinto che queste cose che facciamo fatica a nominare, ma vadano dette perché la precondizione per fare discorsi e interventi efficaci fuori dai nostri luoghi è che noi siamo rigorosi e radicali anche nell'approccio ai problemi che noi stessi abbiamo. Io penso che dobbiamo partire da qui, da una riflessione vera, sincera e autocritica anche sui nostri limiti, perché soltanto così possiamo favorire quella rivoluzione culturale, quella rivoluzione di paradigma che appunto in diversi avete richiamato. A proposito di paradigmi, e concludo veramente, si parlava prima del paradigma della cura. A me ha colpito molto in questi anni che da mondi diversi, molto diversi tra loro, ma alla fine molto convergenti, questo tema della cura sia emerso. E mi riferisco da una parte
al pontificato di Francesco, che ha costruito sul paradigma della cura un'idea diversa di società, di rapporto con l'ambiente, di rapporto con gli esseri umani, no? Contro la cultura dello scarto, il paradigma della cura, la cura della nostra casa comune, la terra, e dall'altra parte quel mondo sindacale, laburista e socialista che, seppure con tante difficoltà anche in Europa, resiste, o quantomeno, lasciatemi dire così, esiste malgrado tutto. Io ricordo una bellissima risposta che Jeremy Corbyn diede qualche anno fa ad un'assemblea di sindacalisti scozzesi, di fronte ad uno di questi che chiedeva a Corbyn cosa fosse il socialismo. Corbyn rispose: il socialismo per me è avere cura uno dell'altro. Io son convinto che questa sintonia oggettiva tra le ragioni che Francesco e una certa cultura cattolica progressista suggerisce, e il DNA della nostra cultura socialista, sia indicativa, perché ci dice che c'è un modo di fare politica, che è quello di prendersi cura delle sofferenze, dei problemi della gente, delle persone in carne ed ossa, e lottare per superare le discriminazioni e le diseguaglianze è un po' per noi una stella cometa da seguire, e che ci richiama all'ordine, ad una gerarchia di priorità molto chiara e molto precisa, anche quando affrontiamo un tema come questo, che, come ho provato a dire, sia da un punto di vista culturale, sia da un punto di vista economico e sociale, è davvero il cuore della questione politica del presente e inevitabilmente del futuro. Quindi il contributo che noi possiamo dare è quello, anche se siamo piccoli, di provare a tenere il cervello sveglio, provare a essere coerenti e conseguenti sul piano della politica, delle azioni di governo e di mobilitazione a tutti i livelli in cui siamo, e di farlo sempre più, diciamo, con un rapporto di sintonia e di complicità con il sindacato, che ha tanto da insegnarci e ha tanto da dirci e da raccontarci anche rispetto a questo. Quindi, a maggior ragione, io mi fermo qui e vi ringrazio per questa possibilità, che per me non è solo il modo per poter dire quello che penso, ma soprattutto per ascoltare le compagne, le donne che dopo di me parleranno e che prima di me hanno parlato, per capire qualcosa in più di questo grande problema, che appunto non riguarda altri, ma riguarda in primo luogo noi. Grazie. Grazie Simone. Io passerei la parola a Roberta Agostini, responsabile nazionale del Forum Donne Articolo 1, anche perché ha organizzato una magnifica agora sul tempo della cura. Grazie Roberta per essere comunque per noi donne il punto luce all'interno di Articolo 1. Grazie Delizia. Insomma, anch'io sono contenta di essere qui a discutere con il sindacato di un tema che, insomma, è un tema che ci ha visto spesso confrontarci e che vede spesso anche, insomma, la CGIL in prima linea nella battaglia contro la violenza sulle donne, in particolare Susanna, quindi mi fa molto piacere essere qua. Io parto da una considerazione che era esplicita nell'introduzione e nelle relazioni che mi hanno preceduto, cioè c'è un dato che è quello della violenza contro le donne, che è un dato che non accenna a diminuire negli anni, anzi il Viminale e anche il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, in occasione dell'anno giudiziario anche di quest'anno, ci hanno detto che a fronte della diminuzione degli omicidi volontari, quelli che vedono come vittime le donne restano stabili, e quindi il loro numero, diciamo, di conseguenza aumenta. Sono in aumento i reati spia, sono in aumento i reati di stalking, sono in aumento i reati di maltrattamento, di violenza sessuale, e quindi è, diciamo, nonostante buone leggi, nonostante un lavoro profondo e capillare anche sul territorio di tante associazioni, di tanti soggetti, il problema rimane un problema roccioso, è un problema che non accenna a diminuire. L'azione di contrasto quindi non è stata sufficiente, e noi dobbiamo capire come
possiamo costruire qualche passo avanti, perché di passi avanti anche in termini legislativi ce ne sono stati. C'è un sito del Corriere della Sera, la 27ª ora, che diciamo, fa un elenco tragico della violenza selvaggia che colpisce le donne. Vengono pubblicate le foto e le storie delle donne uccise quasi quotidianamente nel nostro paese, senza distinzione per età, senza distinzione per provenienza, senza distinzione per condizione sociale. Sono magari le giovani donne o che volevano troncare una relazione, che sono considerate oggetto di un controllo ossessivo, e sono anche le donne anziane, no? Uccise perché magari bisognose di cure e di assistenza e che magari non vanno a finire sulle prime pagine dei giornali, che non fanno tanto scalpore, che però sono, diciamo, il simbolo del fatto che la vita delle donne non serve a nulla se a un certo punto sono loro ad aver bisogno di aiuto e di assistenza e di cura. Allora, ci sono state molte leggi importanti. Noi abbiamo approvato nel 2013 la legge di ratifica della Convenzione di Istanbul. Sono leggi importantissime, frutto della battaglia delle donne, delle grandi manifestazioni, del lavoro delle associazioni, delle reti di donne che si sono costruite e che hanno affrontato il tema con grande forza. Dalla Convenzione di Istanbul fino alle ultime leggi che riguardano l'inasprimento, per esempio, delle pene per alcune fattispecie di reato, dal Codice Rosso fino alla proposta presentata in Consiglio dei Ministri all'inizio di dicembre. Molte cose vanno anche nella direzione di quello che si diceva prima, l'esponente di telefono rosa. L'articolo 5, per esempio, della legge di ratifica della Convenzione di Istanbul ci parla di prevenzione, ci parla di sostegno ai centri antiviolenza, parla di un piano strategico contro la violenza di genere che deve vedere risorse, che deve vedere sostegno. E quindi c'è un lavoro importante che è stato fatto in questi anni, però è chiaro che noi assistiamo ancora ad una debolezza dell'applicazione di queste leggi, a una fragilità nella disponibilità delle risorse e dei meccanismi di erogazione. In quante leggi noi abbiamo inserito norme che riguardavano l'educazione ai sentimenti a partire dalle scuole? In quanti momenti ci siamo battute affinché ci fossero delle commissioni anche a livello del Ministero dell'Istruzione che vigilassero sui libri di testo in adozione nelle scuole, dove ancora leggiamo che accanto alla parola papà ci sono i verbi lavora e torna a casa stanco, e accanto alla parola mamma ci sono i verbi stira e cucina, no? Ancora adesso. Quindi ci sono delle leggi, ma c'è una battaglia, come al solito nel nostro paese, ancora tutta da fare, ancora tutta da conquistare per applicarla, per adeguare le risorse, per fare in modo che queste risorse poi arrivino nei tempi giusti e nelle modalità giuste ai soggetti che ne devono offrire. Noi dobbiamo ancora costruire quella rete territoriale fatta di centri antiviolenza, di comuni, di amministrazioni, di ASL, di ospedali, che diciamo solo in rete possono affrontare il tema della prevenzione, della presa in carico, no? E dobbiamo ancora, diciamo, quante volte nelle aule di tribunale o negli ospedali le donne non vengono credute o vengono rimandate a casa perché non ci sono operatori sufficientemente formati per capire la situazione che si ha di fronte. E quindi c'è, diciamo, un lavoro ancora enorme sul piano, diciamo,
dell'applicazione delle leggi, ma anche sul piano, io credo, di varare per alcuni profili delle leggi nuove. Prima Simone parlava del tema dei minori, no? Noi abbiamo ancora nei tribunali, purtroppo in maniera sotterranea, l'utilizzo della sindrome di alienazione parentale, che non ha nessun fondamento scientifico, che viene usata troppo spesso contro le donne e contro i bambini. E io penso che da questo punto di vista sia molto importante e urgente approvare una norma di riforma del processo civile che dica che in caso di violenza è escluso l'affido condiviso dei bambini. Una legge che è stata depositata in Senato qualche mese fa, e io penso che sia una legge giusta sulla quale noi dobbiamo impegnarci per costruirla e per farla approvare per farla approvare più velocemente possibile. E poi c'è tutto il tema non basta, diciamo, il quadro normativo, noi dobbiamo portare a cambiare la cultura. È stato sulle pagine dei giornali per parecchio tempo, qualche settimana fa, tutta la vicenda, diciamo, ciclicamente ritorna, la vicenda del cosiddetto stupro di Capodanno a Roma. C'è un processo in corso dove sono coinvolti ragazzi della Roma Bene, ragazzi della Roma, diciamo, più dei quartieri periferici. È assolutamente istruttivo e colpisce la nostra coscienza e la nostra consapevolezza di persone impegnate in politica, nel sindacato, che riflettono su questo tema. Leggere le interviste a quei ragazzi, ma soprattutto leggere le interviste ai genitori di quei ragazzi, per l'immaginario che esce fuori, per i simboli che escono fuori, la minimizzazione della violenza, stereotipi antichi, se l'è andata a cercare, aveva la minigonna, insomma delle cose che noi pensavamo, no, potessero scomparire, e invece ciclicamente ritornano in questi episodi, in queste vicende. Quindi c'è un lavoro fortissimo di educazione alla parità, di educazione al rispetto, di decostruzione degli stereotipi che stanno dentro la cultura nella quale quotidianamente viviamo, uomini e donne. E naturalmente è una cultura che cammina sulle gambe di una situazione concreta, di una marginalizzazione reale del ruolo delle donne nella vita pubblica, nel mondo del lavoro. Siamo l'ultimo paese in Europa per tasso di occupazione femminile, i dati prima li ha ricordati Simone. Da questo punto di vista la Convenzione di Istanbul è chiarissima e stabilisce un nesso molto preciso tra la lotta contro la violenza, la battaglia contro la violenza sulle donne, e l'obiettivo dell'autonomia, della libertà, l'affermazione delle donne in tutti i campi della vita civile, sociale e politica. È chiaro che qui c'è, diciamo, un tema di fondo del nostro modello sociale, del nostro modello di sviluppo. C'è un cambio radicale del modo di intendere il lavoro e il rapporto tra la vita e il lavoro. Prima Delizia citava l'Agorà e noi abbiamo provato a intitolarla liberiamo il tempo delle donne, ma liberare il tempo delle donne significa, diciamo, provare a riequilibrare le sfere della vita lavorativa e della vita per tutti, per uomini e per donne, assumere il paradigma della cura come un paradigma che cambia il nostro modello, e significa mettere in discussione radicale, no? Un modello fondato sul profitto, sulla competizione, un modello liberista che ci ha accompagnato fino ad oggi. Significa dire basta ai bonus a pioggia, in particolare, significa dire
che investiamo in modo massiccio sulle infrastrutture sociali, i nidi, nelle politiche per la non autosufficienza, per gli anziani, per l'infanzia, significa dire che serve un grande piano per il lavoro alle donne e che non basta parlare di decontribuzione o di bonus, come pure purtroppo leggo anche in documenti del governo che dovrebbero, diciamo, invece usare parole diverse. Penso al piano la strategia nazionale per la parità di genere. Su alcuni ci sono dei capitoli condivisibili, ma anche molte cose, diciamo, che sono sottoponibili a critica. E quindi significa, diciamo, punto di vista, il pensiero delle donne è un pensiero che cambia il modello, che cambia la cultura, che cambia le relazioni tra uomini e donne. Insomma, io chiudo perché diciamo, in queste ore, in questi giorni siamo tutti profondamente colpiti e profondamente coinvolti. Io non so voi, ma mi rimane difficile pensare ad altro se non alla guerra che è in corso a poche centinaia di chilometri, quasi nel cuore dell'Europa. Noi in questi anni di pandemia avremmo dovuto imparare la funzione del Covid, avremmo dovuto imparare il valore della cura, che è ciò che ha salvato, che è ciò che ci salva in questi anni drammatici, un paradigma nuovo appunto che ci rimette su binari diversi, di un modello economico diverso, di un rapporto diverso tra gli uomini e le donne, tra gli uomini, le donne e la natura, e invece purtroppo siamo precipitati dentro una guerra distruttiva che esprime una volontà di potenza che purtroppo è molto maschile, perché le guerre le fanno gli uomini, e noi donne dobbiamo esprimere con chiarezza invece, io credo, un impegno di pace che viene dalla nostra cultura, che viene dalla nostra storia. Io ho partecipato alle manifestazioni indette dal sindacato, dalla CGIL in questo ultimo fine settimana. Condivido le parole d'ordine: tacciano le armi, si intensificano gli sforzi diplomatici. Ecco, liberarsi dalla violenza maschile, liberarsi dalla guerra è un obiettivo delle donne ed è un obiettivo dell'umanità tutta. E combattere questa guerra significa, diciamo, mettere in campo un'alterità radicale che è quella femminile, frutto anche, se vogliamo, di una secolare estromissione da un sistema di valori e da un sistema di potere. Ecco, io credo che come donne possiamo dire delle parole molto chiare e possiamo, diciamo, prendere un impegno per la pace con la credibilità che ci viene come dire, dalla nostra storia e dalla nostra cultura. Grazie Roberta. Io passo adesso la parola a Susanna Camusso, responsabile politiche di genere a livello europeo per CGIL nazionale. Volevo dirlo in inglese, ma ci rinuncio. Come diceva Roberta, la chiarezza è fondamentale. Susanna Camusso si è sempre distinta per chiarezza, affrontando in maniera chiara e diretta le varie tematiche. La ringrazio per essere qui presente, per sostenere, perché abbiamo fatto anche altri eventi con lei, e la ringraziamo sempre per la sua presenza. Grazie, no, grazie a voi di questa, non solo di questa occasione di discussione, ma di averla preparata con un lavoro, delle proposte, con un'idea che è quella da cui io vorrei partire, che è: noi non abbiamo una politica di sistema. Quando dico noi, non intendo noi donne e noi presenti in questa discussione, ma intendo noi come paese. Lo diceva in parte prima Sara, poi lo ripigliava Roberta. Cosa vuol dire avere una politica di sistema? Vuol dire immaginare che se si fanno tante leggi frantumate, possono anche essere le leggi migliori del mondo,
e alcune delle nostre leggi sono sicuramente leggi avanzate, frutto peraltro della mobilitazione dell'iniziativa delle donne, ma poi non hanno l'efficacia di intervenire esattamente nel cambiamento di quegli equilibri culturali che sono i complici veri della violenza maschile contro le donne, perché sono quell'humus culturale che sia Visentin sia Simone proponevano come loro disagio e come volontà invece di ascoltare e risolvere, ma che però sono una complicità diffusa, un linguaggio diffuso. E allora io credo che bisogna partire da qui. Faccio 3 esempi per capire cosa intendo per dire che bisogna avere una cultura di sistema. Il primo lo riprendo da un esempio che faceva Roberta ragionando della affido condiviso, della genitorialità. Noi abbiamo fatto un grande dibattito nel paese sul tema della genitorialità, da cui sono discesi una serie di provvedimenti, oltre che di atteggiamenti e di modalità di decisione della magistratura. Ci siamo dimenticati 2 piccole cose. La prima, che tu non puoi avere un atteggiamento per cui la genitorialità condivisa viene prima, e siccome viene prima, se c'è un marito violento si affidano comunque l'affido condiviso. Ma ce n'è un'altra: non puoi pensare che ci siano rapporti paritari se tu decidi che in ragione della cogenitorialità ci sono i congedi parentali, ma poi non ti occupi di costruire una condivisione dell'utilizzo degli stessi, perché poi bastano i numeri per capire che in realtà tu hai apparentemente costruito una legislazione positiva, ma siccome non ti doti degli strumenti e della coerenza nel tuo apparato di funzionamento, in realtà produce distorsioni. Io non so voi, ma questa cosa che si osi ancora a scrivere, parlare e mettere nelle sentenze le madri malevole o l'alienazione parentale è una forma di violenza nei confronti di quelle madri, ma nei confronti delle donne in generale, assolutamente insopportabile. Ma presuppone che il nostro funzionamento giuridico sia un funzionamento per cui intanto alle donne non le crediamo, vale di più la parola degli uomini, e poi proviamo anche a costruire un po' di punizione rispetto al fatto che hanno osato mettere in discussione i rapporti familiari o la violenza che si esercita. Ma un secondo esempio di non atteggiamento sistemico è rispetto alla legge sul codice rosso, che c'ha in sé alcune cose straordinariamente positive, che è una legge che guarda la Convenzione di Istanbul, dopodiché però come al solito non abbiamo pensato come la si applicasse. E allora quel principio di prevenzione, che riguarda anche gli uomini ovviamente, la prevenzione contro la violenza maschile sulle donne guarda anche agli uomini, quindi anche al fatto che anche per gli uomini sia prevedibile un percorso di recupero alla violenza, si traduce poi nel fatto che siccome non determini come viene fatto quel recupero, siccome non determini quali sono gli standard necessari perché ci sia un effettivo, uscita dai percorsi di violenza nei centri per gli uomini maltrattanti, vengono però poi usati in tribunale come giustificazione e incidono sulle sentenze e sul giudizio che tu dai. Ovviamente non mi sto riferendo ai progetti nei carceri, ma mi sto riferendo alla fase antecedente. E invece noi dovremmo avere un sistema. Stiamo rischiando che nella distribuzione delle risorse tra i centri antiviolenza e i CAM, i centri per gli uomini maltrattanti, si rischi di privilegiare i centri per gli uomini maltrattanti, lasciando, come c'è stato descritto, ma poi verrò al tema del piano nazionale che è stato scritto precedentemente. Terzo esempio del bisogno di un atteggiamento sistemico è cosa vuol dire, che contributo è un'effettiva autonomia delle donne dal punto di vista della loro possibilità di sottrarsi ai contesti di violenza, della capacità e della possibilità di individuarli, di non dover subirli in ragione della loro
non autosufficienza dal punto di vista del reddito, dell'abitazione, di tutte le condizioni che ci sono. E però questo stride con il fatto che la quota prevalente di lavori poveri sono lavori femminili, sia per segregazione orizzontale, sia per tipologie contrattuali. Part-time involontario è una persecuzione diretta delle donne, cioè, come dire, bastano i numeri, e ambedue son fenomeni crescenti. Quando io leggo, come dire, l'entusiasmo con cui si racconta che siamo tornati ai numeri pre-pandemia, che anche la grande caduta di occupazione femminile del 2020 adesso è stata recuperata, poi guardo come, capisco che abbiamo ulteriormente alimentato una marginalizzazione delle lavoratrici nei lavori poveri o nei part-time involontari, e quindi capisco che sto indebolendo anche la possibilità dei percorsi femminili di uscita dalla violenza, perché ben sappiamo, come dire, che una condizione di necessità è una condizione che ti porta a subire cose che in una condizione di autonomia potresti anche rifiutare. Allora, io credo che questo bisognerebbe, come dire, riflettere. E poi c'è la madre di tutte le riflessioni da questo punto di vista, che è: ma riusciremo un giorno in questo paese a tradurre le tante norme che abbiamo prodotto e che determinino che ci sia l'educazione all'affettività, al rispetto dell'altro, alla parità come fondamento dei, come dire, percorsi di istruzione, e il diritto per i bambini e le bambine di poter accedere all'istruzione fin dalla nascita o poco dopo, come dire, dagli asili nido in poi, perché noi siamo uno strano paese pieno di contraddizioni. Abbiamo una norma che dice che la scuola dell'infanzia è parte del percorso di istruzione, abbiamo un piano nazionale di ripresa e resilienza che dice en passant, e poi gli asili nido vedremo quando li abbiamo fatti se saranno gestiti dal terzo settore, dalle cooperative, da chi passa di lì, oppure se stanno dentro il percorso di istruzione, perché se stanno dentro il percorso di istruzione bisogna prevedere, come dire, che sia spesa corrente dedicata all'istruzione che si dedica a quel sistema. Io lo dico molto francamente, non ci credo che se si continuano a considerare asili nido o scuole materne come dei luoghi di parcheggio e non come parte del percorso di istruzione, noi costruiamo un vero sistema di educazione all'affettività, al rispetto, al rapporto con gli altri, eppure ne abbiamo un bisogno crescente. Paradossalmente, più l'accesso alle informazioni e a qualunque tipo di informazione più è diffuso dall'esistenza di tutti i mezzi che ci sono, più il bisogno che l'istruzione inizi prestissimo e si caratterizzi in questo modo è assolutamente necessario, perché tra le cose che ci ha insegnato la pandemia è che alle forme tradizionali che c'erano note ed esaminate di violenza maschile contro le donne si sono aggiunte anche quelle del mondo cibernetico, quelle che avvengono via web, quelle che avvengono sui social, quelle che avvengono nella messaggistica, che sono ancor più difficili da individuare, ma che abbiamo, come dire, già visto all'opera sia nella società sia nel mondo del lavoro. Con tutto il rispetto per il lavoro che fa la polizia postale, però non possiamo semplicemente pensare che tutto ciò è affidato alle misure repressive. Allora c'è un grande lavoro da fare. Perché sono partita da questo grande lavoro da fare? Perché la cosa che a me colpisce è che ci siamo finalmente dotati degli strumenti. Abbiamo finalmente deciso di avere il piano nazionale per la strategia della parità, che l'Europa da tempo ci diceva che avremmo dovuto come paese componente dell'Europa fare. Abbiamo definito una strutturalità del finanziamento del piano nazionale antiviolenza. Con l'ultima legge di bilancio diventano fondi strutturali e non per singolo piano. Però poi usiamo male questi strumenti. Io, come dire, ho meno necessità di
essere equilibrata nei giudizi, ma penso che la strategia nazionale a parità di genere sia un disastro. Sia un disastro perché si affida a strumenti emergenziali e temporanei, è un fiorir di bonus, ha dentro di sé i pregiudizi che vengono esercitati, compreso quello che il tema del lavoro delle donne lo risolvi facendo tanti corsi per le materie STEM, come se questo fosse l'unico tema e ancora una volta l'unico problema fosse dire alle donne che hanno fatto le scelte sbagliate, che quindi in qualche modo è colpa loro se non entrano nel mercato del lavoro, se non hanno una posizione e così via. Io poi sono entusiasta delle scienze dure, ma vorrei evitare che si confondesse questo con l'organizzazione complessiva di una società, e si ripetono una serie di, come dire, frammentazioni degli interventi, anche perché la finalità è i 5 punti in più sull'indice di genere europeo, che come è noto possono essere 5 punti che diventano un cambiamento radicale della società o che vanno particolarmente bene le elezioni e ci sono più donne in Parlamento piuttosto che nei consigli regionali e quei 5 punti li abbiamo superati. Sono ovviamente felicissima se ci sono più donne nei consigli generali o nel Parlamento, ma penso che noi dovremmo avere una strategia che invece guardi a migliori condizioni e al superamento della marginalizzazione delle donne nel nostro paese, anche perché se non superi gli elementi di marginalità continui ad aumentare anche una spirale, una cultura di complicità alla violenza maschile contro le donne. E allora da questo punto di vista penso che bisognerebbe essere, come dire, un po' più secchi nel dire noi dobbiamo andare ad una svolta, a una svolta che ci siamo interrogati, per esempio insieme alla Commissione Femminicidio, apprezzi, come dire, quanto di positivo abbiamo fatto nella legislazione, provi a capire perché non funzioni. Non funziona perché noi abbiamo un divario tra i numeri che rimangono costanti oppure aumentano e la legislazione, e dall'altro lato cominci a costruire una sistematicità di sguardo, di valutazione di impatto, di conoscenza degli effetti e delle contraddizioni che può proporre la legislazione rispetto alla condizione delle donne. Se questo è il versante nazionale, che poi è fatto anche di cose più, come dire, apparentemente minime, ma che poi diventano anche quelle attuazione, i fondi del 2019, del 2020, del 2021 del Fondo Nazionale Antiviolenza non sono ancora stati assegnati. Adesso, vero, c'è stata la pandemia, ma forse era una ragione in più per assegnarli, come dire, non una ragione in meno. E da questo punto di vista, esattamente perché non bisogna avere un atteggiamento emergenziale di contingenza, perché siamo di fronte a fenomeni che sono strutturali, che non si sia ancora risolto il tema di una omogeneità di criteri di distribuzione e di certezza di distribuzione, anche nel rapporto in questo caso tra governo e regioni, quindi non è solo un tema che riguarda i ministeri, io credo che sia un segno di debolezza, e il modello che veniva descritto per il Veneto è un modello che non va bene, ma così come sappiamo che non va bene il modello della Lombardia, che vuole i codici fiscali delle donne, cioè di fronte a una cosa che richiede la possibilità di mettere in protezione, loro vogliono fotografia, indirizzo, codice fiscale, magari lo forniscono anche al molestante, così abbiamo completato l'opera. Cioè un atteggiamento di alcune regioni, perché poi non sono tutte le regioni, ma alcune regioni, in cui diventa evidente l'ostilità alla strumentazione che invece per fortuna le donne hanno nel tempo costruito e che ha assunto la dimensione del piano. E l'altra contraddizione, al piano antiviolenza, che è stato presentato poco tempo fa, perché è quello che poi ha permesso di mettere la norma di strutturalità in legge di bilancio, è un piano che per esempio dà molta rilevanza all'autonomia e all'autodeterminazione, la collega al tema del lavoro come
necessità in conclusione del percorso di fuoriuscita della violenza, e quindi anche se è possibile aumentando il ruolo che i centri dovrebbero avere, però poi non risolve il tema materiale, che i soldi rimangono bloccati, arrivano in ritardo, mettono in difficoltà. Ho finito la parte destra, cioè tutto quello che non funziona, e invece vorrei passare molto più rapidamente alla parte positiva, perché sono state citate, ed è giusto farlo, le indagini, le inchieste che mostrano tuttora una cultura terribile diffusa nel paese, però penso anche che invece ci sono degli elementi di novità positiva. Uno degli elementi di novità positiva sono i giovani padri, per esempio. Giovani padri che hanno cominciato a condividere il lavoro di cura, che hanno cominciato a utilizzare gli strumenti che ci sono, che bisognerebbe, come dire, mettere nelle condizioni di utilizzarli senza che questo diventi un elemento di discriminazione nei loro confronti, perché anche questo è un tema che si propone, perché poi gli imprenditori sono duri nel loro pregiudizio che ogni permesso preso è una sottrazione di risorse all'impresa e quindi bisogna penalizzare. E però credo che questi siano un elemento di valutazione che dobbiamo avere, perché anche se i giovani padri non fanno la condivisione compiuta di tutto il lavoro di cura, però il fatto che, come dire, condividano la genitorialità effettivamente io lo trovo già un passo positivo, soprattutto quando sono disposti a dichiararlo nel luogo di lavoro, quindi sono disposti a sfidare i loro colleghi e l'impresa rispetto al cambiare il modello presentato. Credo che sia una novità, lo raccontano che si trovano di fronte appunto al pregiudizio, alla domanda: ma non hai una moglie, ma tu non difendi il nostro ruolo, tu metti in discussione la tua fedeltà all'azienda, cioè stanno riproducendo, stanno misurando la discriminazione subita dalle donne in tutto questo lungo tempo. Io credo che sia una cosa positiva, quindi penso che noi dobbiamo attivarci per costruire sì degli incentivi, non incentivi alle aziende, ma incentivi affinché giovani padri o i non giovani padri, i padri in generale, come dire, condividano il lavoro di seconda cosa che io trovo positiva, è un'esperienza che noi abbiamo cominciato a fare in CGIL, ma non è solo nostra, è che siamo passati dalla stagione in cui le donne vittime dovevano essere anche quelle che risolvevano il problema, alla stagione in cui ci sono uomini che dicono: ma in realtà siamo noi che dobbiamo interrogarci, come dire, che vogliono uscire da... Se fossimo le donne avremmo detto dal silenzio, ma possiamo dirlo in questo caso anche per gli uomini, e cominciano a interrogarsi, cioè cominciano a mettere nella giusta ottica di violenza maschile contro le donne. Stiamo parlando, viene esercitata dagli uomini. Non è un percorso facile, neanche per tutti, però io credo che sia un segnale assolutamente importante. Anche qui è importante perché lo esercitano non uomini maltrattanti che hanno il bisogno di fare i conti con l'averlo fatto, che è una dinamica in sé precisa, ma lo fanno uomini che non esercitano, che si interrogano sul loro genere e sulle modalità con cui il loro genere si muove. E io credo che questo sia un altro fattore positivo che comincia a diventare anch'esso non più l'espressione di singoli, ma un'espressione diffusa, e che incrocia il fatto che non attribuiamo il cambiamento culturale, ovvero la necessità di avere una cultura, non l'attribuiamo solo ai percorsi scolastici, che sono fondamentali perché sono il futuro, ma lo proiettiamo anche sugli adulti, perché un'organizzazione come il sindacato il tema ce l'ha innanzitutto con gli adulti. Noi parliamo con i lavoratori e con le lavoratrici,
quindi con persone adulte. Io penso che non si deve mai rinunciare al fatto che si può cambiare la cultura anche degli adulti, cioè che non bisogna solo aspettare le prossime generazioni, si può investire sulle prossime generazioni, ma bisogna misurarci anche con quelle attuali, anche perché spesso che vengono fatti vengono poi vanificati dalle famiglie che invece propongono modelli diversi, quindi bisogna agire sia sul futuro sia sul presente. Io credo che questi due elementi siano elementi importanti perché congiungono lo stesso tema che abbiamo affrontato rispetto alla difesa delle vittime di violenza, e cioè percorsi di fuoriuscita, cioè la riflessione su cosa vuol dire la violenza, che effetti ha, lavoro, diverso atteggiamento sul lavoro, condivisione e quindi autonomia e capacità di condividere, che sono una parte delle premesse di una diversa dimensione, quello che noi chiamiamo il paradigma della cura. Con Roberta abbiamo partecipato a processi elaborativi comuni, oltre che ad altri differenziati. Ne ha già parlato lei, credo che sia l'elemento essenziale, cioè sia poi il vero cambio di paradigma, che è ripartire dalle persone e dalle relazioni. Ce l'ha insegnato, come dire, il femminismo, ma resta il tema fondamentale, perché poi tutte le forme di violenza personale che vengono esercitate sono tutte forme di relazioni che non ci sono, che vengono esercitate in termini di potere e di sopraffazione. Io penso che di economia della cura sia stata assolutamente chiara durante la pandemia, che peraltro non è finita, continueremo a misurarci con questo tema, però è anche una lezione rapidamente dimenticata. E invece bisogna rimetterla nella discussione, perché questa idea che la crescita sia crescita a prescindere, quindi, come dire, risorse, investimenti, bonus, decontribuzioni, cioè non importa che cosa succede, non importa che cosa succede del lavoro, della qualità del lavoro, delle relazioni tra uomini e donne, basta che si cresca, credo che non ci porti molto lontano, e che invece bisogna ripensare a quali sono i modelli della crescita e dentro questo ripensare alla funzione della cura. Lo penso ancora di più quando, dopo essere stati tutti sconvolti dal sapere che poteva succedere ma immaginare che non sarebbe successo, e ci siamo trovati nella pandemia, al fatto che adesso ci siamo trovati anche di fronte a una cosa che sapevamo tutti poteva succedere, perché chiunque abbia guardato con un po' d'attenzione le relazioni sapeva che c'erano dei fronti che erano dei fronti complicati, però non credevamo che potesse succedere. Non credevamo che un paese europeo e così vicino a noi potesse venire invaso, e non pensavamo di vedere i drammi che stiamo vedendo, di una guerra esercitata tutta contro i civili, contro le donne, contro i bambini, in cui anche, come dire, le immagini sono le immagini delle donne che scappano con i figli, sono le immagini delle donne arrestate in Russia perché manifestano per la pace, sono le donne che rimangono vittime sotto le bombe, perché esattamente la guerra la fanno gli uomini, le donne lavorano in genere per la pace. La differenza la si vede anche se ci sono anche donne che combattono. Ecco, quel mondo lì noi non possiamo immaginare che sia la prospettiva, cioè c'è un tema che è lavorare per la pace oggi, il cessate fuoco, per la mediazione, per la pace in Europa, e però io direi anche per tante altre guerre che sono sparse per il mondo, per l'accoglienza dei rifugiati che vengono e delle rifugiate che vengono dall'Ucraina, ma anche perché l'ennesima nave che chiede di sbarcare non trova porto, che c'è il Mediterraneo, trovi un porto di sbarco, perché io non faccio, come dire, una graduatoria dei rifugiati. I rifugiati sono rifugiati e vanno accolti, le vite vanno salvate, poi discutiamo del resto, intanto bisogna salvare le persone, ma sono profondamente convinta che una pace vera, duratura, ci sarà non solo quando avremo sconfitto le società patriarcali, ma anche quando avremo messo il paradigma della cura al centro.
perché alla fine le ragioni fondamentali della guerra sono ragioni di potere, sono ragioni economiche, sono ragioni che portano, come dire, al privilegiare profitto e crescita al di là delle persone, delle relazioni, della cura di tutto questo. Per cui credo che continuare a essere attenti ai fenomeni della violenza dentro le relazioni, ma al tema di qual è il modello sociale a cui ci si rivolge, sia anch'esso un grande contributo per la pace. Non così immediato come deve essere il cessato il fuoco, ma non bisogna mai smettere di costruire il futuro che ci aspetta. Grazie Susanna Camusso, come al solito sei oltre tutte quante noi. E il documento si è arricchito molto per gli spunti dati da te, per gli spunti dati da Roberta Agostini, per lo spunto dato da Simona Oggioni, Rita Giannetti e Sara Pasqualina. Come hai detto tu, c'è tanta strada da fare, perché è fondamentale mettere in rete enti, istituzioni, risorse economiche e professionali, perché è la sola strada che consente di agire tutti insieme per un solo vero obiettivo: salvaguardare le donne e i loro figli dalla violenza e far evolvere la nostra società verso relazioni equilibrate e non violenti. Io vi ringrazio per questa grande opportunità, ringrazio la CGIL di Treviso e ringrazio in maniera particolare Tiziana Basso, perché senza di lei e senza Mariangela Zani, la presidente del centro antiviolenza, non ci saremmo mai sedute attorno a un tavolo, e questo tavolo continuerà ad esistere. Grazie a Non la vediamo più. Sì, penso abbiano chiuso. Immagino di sì, perché Speriamo che non ci mandino in deve aver schiacciato il tasto sbagliato.